Pochi treni alla sera e nei fine settimana, investimenti insufficienti da parte della regione e la tratta Venezia-Portogruaro viene giudicata tra le peggiori 10 d'Italia. Il rapporto di Legambiente sulle ferrovie italiane, denominato Pendolaria, lamenta che nel 2014 si è pensato soprattutto alle infrastrutture e poco o niente alle necessità dei viaggiatori. Da quando è entrato in vigore il nuovo orario condensato, un anno fa, secondo le stime fatte dalla Fondazione Pellicani di Venezia, sono ben 9.000 gli utenti in Veneto che da dicembre 2013 si sono visti senza più treni tra le 22 e le 6 del mattino. A rimetterci sono stati tutti quei pendolari che si muovevano nelle fasce orarie meno frequentate, perché in effetti tra le 7 e le 9 del mattino la situazione è decisamente migliorata. La richiesta alla regione è chiara. Investire su questo, quindi metterci delle proprie risorse. Con queste risorse si possono, da un lato, razionalizzare l'offerta dell'orario cadenzato che non è affatto adeguata, intervenire nelle fasce dove ci sono dei vuoti che vengono richiesti. Venezia-Portogruaro si è vista cancellare 25 treni nel periodo natalizio. Nei giorni lavorativi c'è un treno ogni 30 minuti e la domenica uno ogni 2 ore. E se si parla di città metropolitana, com'è possibile, chiede Legambiente, che tra Mestre e Spinea, 8 km di distanza, l'ultimo treno sia alle 20:26? Per arrivare a Venezia nei giorni festivi prima delle 7:18 non è possibile. Per i centri minori addirittura, quindi Fossalta, Meolo, Ceggia, il primo treno che arriva a Venezia addirittura alle 8:56 nei giorni festivi. Difficile anche la situazione in montagna. Da Venezia a Calalzo ci si mette 30 minuti in più col nuovo orario e l'ultimo treno parte da Padova alle 21:30. Non va meglio le linee a cavallo tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Disagi sono registrati nel tratto Casarsa-Portogruaro. Gli amministratori chiedono più coordinamento per i comuni che si trovano sul confine. È grave la mancanza di coordinamento tra le due regioni, che auspichiamo ci sia nel futuro con i nuovi orari, con le nuove gare che peraltro devono essere bandite in entrambe le regioni.